Mulas, un grande ritorno a Bolotana con Antonella Ruggero in questa meravigliosa località che è Villa Piersi. Com'è andata? Io sono entusiasta, molto contento del concerto, molto contento di aver suonato qua, anche perché questo posto me lo ricordavo tutto distrutto e adesso è ritornato fantastico, quindi veramente soddisfatto. Suonare per Antonella Ruggero? Suonare per e con Antonella Ruggero è stato un grande onore per me ed è stato anche molto piacevole, molto divertente. L'occasione è nata da un'idea, immagino, di Raffaele, dell'organizzazione, poi il fatto che il suo chitarrista Luca Marcias è comunque un mio amico che si è trasferito a Milano per gli studi e poi è rimasto là e lavora a Milano anche con lei, insomma il fatto che ci fosse lui mi ha comunque dato coraggio nel fare questa cosa, insomma sono contento di averlo fatto. Sono quelle strane coincidenze della vita, che il mondo della musica alla fin fine il cerchio si chiude abbastanza in fretta e sono contento di aver trovato un mio amico, insomma, con cui condividere questa esperienza a casa mia a Bolotana intendo. Ho pensato di fare quel disco insieme a Gigi nel Capodanno del 2008 che abbiamo passato insieme qua a Bolotana e abbiamo ripreso le ceneri del vecchio progetto, gli Entity che avevamo, abbiamo trovato delle cose interessanti da dire e quindi abbiamo iniziato a costruire questo disco. Tra comporlo, realizzarlo, registrarlo ci sono voluti 5 anni di lavoro. Il disco a fine 2013 è uscito, adesso sta girando il mondo, passando in radio ovunque, ricevendo recensioni ovunque e noi siamo contenti di averlo fatto. Uno perché abbiamo ridato vita al nostro progetto giovanile, abbiamo capito che la musica che facevamo da giovani era valida perché questo ce lo stanno confermando gli altri. E poi devo dire anche che comunque buona parte di quel disco è stata registrata qua in paese, a Bolotana, nel vecchio fienile di mio nonno. Un ritorno alle radici. A tutti gli effetti. In quel disco ci sono altri 2 musicisti di Bolotana che io adoro, che sono Gigi Longu. Siamo amici da una vita, eravamo compagnetti all'asilo e siamo sempre stati amici. E poi mio cugino Marcello Mulas. E gli altri musicisti, c'è un batterista di Bitti che si chiama Marco Panzino e il cantante è l'unico cagliaritano, quindi la supremazia di Bolotana, 3 su 5. Avremo occasione di vedervi suonare ancora qua a Bolotana insieme? Ma noi ce lo auguriamo, ma penso proprio di sì. Penso proprio di sì, puntini, puntini, puntini. Ok? Attendiamo allora.